Eccoci pronti per una nuova edizione del nostro TG, ma cominciamo dai titoli. Sono arrivati a bordo di una barca a vela 30 i migranti individuati e soccorsi, tra loro donne e bambini. Altri si sono dati alla fuga, preoccupati i proprietari delle case estive a Calo Pezzati nel Cosentino. Brutta avventura per i 4 speleologi intrappolati per ore nelle gole dell'abisso del Bifurto nelle montagne di Cerchiara. Basilio Ferrari, ex sindaco di Paola, racconta la rapina subita a casa in pieno giorno, il timore per i figli, la pistola puntata in faccia, la fuga dei malviventi, il pronto intervento della polizia. Il blocco delle assunzioni aveva messo a rischio il poliambulatorio di San Marco. Stamattina delegazione di amministratori all'azienda sanitaria provinciale ha individuata la soluzione. Insediato ufficialmente il nuovo sindaco di Vibo, espressione del centrodestra, alla cerimonia stamane nel Palazzo Luigi Razza, sede del municipio della città. Il primo atto, la costituzione della giunta. A Paola, giornata di sensibilizzazione per promuovere la cultura della prevenzione del tumore al seno che colpisce una donna su 8. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, lo avete sentito anche dai nostri titoli, lo sbarco questa mattina a Calo Pezzati, siamo sullo Ionio Cosentino, di alcuni migranti di etnia curda e irachena, i primi soccorsi da parte dei residenti, l'intervento delle forze dell'ordine e il lavoro per rintracciare alcuni dei migranti che si erano dati alla fuga. E c'era anche un altro aspetto in questa vicenda, quella cioè della preoccupazione da parte dei proprietari delle case vacanza. Vediamo. Sono approdati sulla spiaggia questa mattina a bordo di una barca a vela a Calo Pezzati sullo Ionio Cosentino. I primi a soccorrere i migranti sono stati i residenti. L'abbiamo accolta, abbiamo dato un po' di acqua, le caramelle, i gelati ai ragazzini più piccoli, con la forza dell'ordine, la finanza, la polizia, tutti questi qua. C'erano bambini? Sì, c'erano bambini da 3-4 anni. Erano 4 bambini circa in quell'età, 4-5 anni. Ma ci sono ancora altri che si sono dati alla fuga? Sì, da come mi hanno detto sì, qualcuno ancora c'è in queste zone qua. Lo avete sentito, qualcuno si è dato alla fuga ed è stato rintracciato nel corso della giornata. Inizialmente ad essere identificati sono stati in 30, nel tardo pomeriggio si è arrivati a 41. Le persone approdate in Calabria sarebbero di etnia curda e irachena. Al momento non c'è un dato ufficiale sul numero delle persone che si trovavano sull'imbarcazione. Ore di tensione e preoccupazione anche per i proprietari delle case vacanze nella cittadina ionica. Purtroppo molti di noi sono lontani, qui a 100 km come me a Cosenza, chi addirittura in altre città d'Italia, e le prime comunicazioni tra di noi parlavano di un'occupazione dei giardini e un tentativo di ingresso nelle case, e questo ha portato molti a rivolgersi alla questura, al 113, alla polizia. Poi sembra che la situazione sia rientrata e controllata dalle forze dell'ordine. I migranti soccorsi saranno trasferiti a Corigliano Rossano per l'identificazione e le operazioni di prima assistenza. Intanto, con l'arrivo della bella stagione e il mare calmo, aumentano gli sbarchi, se ne contano 5 in 2 giorni in Italia. La perplessità da cittadino più che da proprietario a questo punto è quella che effettivamente poi le parole servono a poco rispetto a un fenomeno migratorio che in un paese come l'Italia, che è fatto solo di coste, è assolutamente incontrollabile, per cui tutti i proclami poi si scontrano con quella che è la realtà quotidiana. Nel prossimo servizio invece vi facciamo vedere le immagini dell'abisso del Bifurto, che è, pensate, la 40ª gola più profonda del mondo. Si trova nel comune di Cerchiara di Calabria, dove ieri 4 speleologi sono rimasti intrappolati per ore. Vediamo. Questo è l'abisso del Bifurto, detto anche Fossa del Lupo, un profondissimo inghiottitoio che scende in verticale per 683 metri, situato nel comune di Cerchiara di Calabria, centro ai piedi del Pollino.
Quella del Bifurto è la 40ª grotta più profonda del mondo. Qui 4 esperti speleologi, 3 uomini e una donna, sono rimasti bloccati per ore. Una brutta avventura che fortunatamente si è conclusa bene, ma sono stati momenti di paura, di ansia. Ieri mattina in 5, approfittando della giornata di sole, volevano esplorare una cavità dell'abisso del Bifurto, uno dei siti più difficili dell'intero Mezzogiorno, ma in montagna si sa il tempo cambia velocemente e così il sole ha lasciato il posto alle nuvole e alla pioggia battente che ha causato un'improvvisa onda di piena. Nel pomeriggio i 5 speleologi erano impegnati nella risalita quando la grotta in cui si trovavano è stata inondata. Uno di loro era riuscito ad uscire e a mettersi in salvo pochi istanti prima dell'onda. È stato lui a dare l'allarme intorno alle 16:30. I soccorsi sono stati tempestivi. Sul posto sono subito intervenute diverse squadre del soccorso alpino e speleologico insieme ad unità specializzate proprio in operazioni speleologiche e speleosubacquee. I 4 erano riusciti a ripararsi in un ramo secondario dell'abisso. Nessuno di loro era ferito, ma era impossibile uscire. Uno dei 4 è stato recuperato poco dopo. Per gli altri è stata creata una via attrezzata alternativa. Ci è voluto del tempo per organizzarla e farli uscire uno alla volta dal pozzo profondo una 50ina di metri. Per ore hanno lavorato i tecnici del soccorso alpino di Calabria, Puglia e Campania. Alla fine, alle 20:25, l'ultimo dei 4 speleologi rimasti intrappolati nella grotta è stato recuperato e messo in salvo. È una brutta avventura anche per l'avvocato Basilio Ferrari. Lo ricorderete, ex sindaco di Paola. Un comando di malintenzionati ha fatto irruzione nella sua abitazione per mettere a segno un furto. I malviventi però ignoravano che all'interno della casa erano presenti i 2 figli del professionista. I ragazzi hanno dimostrato coraggio e prontezza, riuscendo ad allertare sia il genitore che le forze dell'ordine. Vediamo. Basilio Ferrari oggi appare sereno, ma difficilmente l'ex sindaco di Paola dimenticherà la brutta avventura che ha vissuto ieri insieme ai suoi figli, una ragazza e un ragazzo di 15 e 13 anni, che da soli in casa lo hanno allertato avvisandolo dell'intrusione che stava avvenendo nella villetta del Rione Croce. Mi ha chiamato mio figlio dicendo che avevano bussato più volte e che però non riuscivano a capire chi fosse. Gli ho chiesto di stare attenti, di guardare bene e che comunque sarei rientrato. Però dopo pochi secondi, dopo un minuto, mi ha richiamato la più grande dicendo che stavano scavalcando la recinzione della mia villetta e quindi a quel punto mi sono dato alla fuga verso casa. Ho chiamato la polizia, che era stata già allertata invece dai ragazzi da dove si erano nascosti nell'armadio della cameretta della ragazzina più grande. E quei minuti verso casa mi sono sembrati interminabili perché loro via WhatsApp mi avvisavano in diretta di quello che stava accadendo. Finché sono giunto alla mia abitazione ho notato subito una macchina nera sospetta con un soggetto all'interno, mi sono avvicinato per guardare perché aveva i vetri scuri, pensavo magari ci potesse essere anche i ragazzi dentro, delle cose insomma un po' strane che si fanno in quei momenti, ma il tizio si è messo in moto, ha finto di allontanarsi per poi ritornare rapidamente in retromarcia, rischiando di investirmi. Urlava delle cose in un dialetto che non sono riuscito a comprendere, mi sembrava slavo dell'est, ma non saprei. E dopodiché con un occhio ho visto i ragazzi che sbirciavano dalla finestra della cameretta e 3 soggetti che uscivano dal vialetto della mia abitazione verso il cancello, verso di me. Il primo aveva una pistola in mano, me la puntava contro, facendomi comprendere insomma, di non dar fastidio perché si allontanavano verso l'auto che li aspettava in moto. Si sono rimessi in auto e si sono allontanati precipitosamente. I ragazzi sono stati eroici, hanno agito con lucidità e freddezza mentre qualcuno entrava in casa, sono riusciti a dare l'allarme contattando sia i familiari che le forze dell'ordine. C'era mio figlio che mi messaggiava, mi diceva papà fai presto, vieni con qualcuno, sono in tanti, stanno entrando dentro, sento dei rumori e quindi insomma sembrava di vivere una situazione da film, da thriller. Non so cosa avrei fatto, cosa sarebbe successo se non avessi visto subito i ragazzi nella loro stanza dalla finestra, da dietro le imposte. Che epilogo poteva esserci?
La polizia indaga sull'episodio. I componenti della banda dovrebbero essere stranieri, probabilmente dell'est. Spavaldi e ben organizzati hanno messo a segno il colpo in circa 8 minuti, eppure agendo in pieno giorno e utilizzando strumenti, nessuno avrebbe notati se non avessero trovato in casa i figli del professionista paolano. Ringrazio però la polizia perché è intervenuta sul posto in maniera repentina, velocissima, per come mi sono stati vicino, per come hanno preso a cuore la vicenda, oltre che ovviamente la città intera che insomma mi ha dato una dimostrazione di affetto davvero calorosa. E sono stati costretti a un nuovo blitz l'azienda ospedaliera, i sindaci dell'Esaro e alcuni consiglieri regionali per risolvere la vicenda dei laboratori di analisi rimasti senza biologi. L'incontro dei giorni scorsi non aveva cambiato la situazione. Vediamo. Ci eravamo lasciati così, con un accordo in tasca dopo la prima riunione nella sede dell'azienda sanitaria di Cosenza e la promessa di salvaguardare i laboratori di analisi di San Marco Argentano, privati dei 2 biologi in carica trasferiti a Castrovillari. Ma evidentemente l'accordo non è stato rispettato, tanto che oggi il sindaco Virginia Mariotti ha guidato la delegazione dei primi cittadini e consiglieri regionali per ribadire all'ASP la necessità di riattivare il servizio prendendo provvedimenti. I cittadini ci segnalano insomma anche una certa preoccupazione. Io sono stata contattata più volte da alcuni pazienti che fanno la dialisi, nonché da gente che va magari per fare esami quali la Mantù, che prima venivano letti a San Marco, che adesso insomma mancando il personale non possono essere più effettuati. Ci sono persone anziane magari che hanno bisogno di fare anche con una certa frequenza questi esami, e poi la preoccupazione per i tanti malati oncologici che si recavano lì al laboratorio e potevano ottenere risposte puntuali e tempestive. Nonostante la buona volontà, le intenzioni dell'azienda sanitaria sono state cancellate dalle novità in tema di blocco del turnover. Il dirigente reggente ha attivato sin dal 23, sin dal giorno dopo che noi siamo stati lì a Cosenza, una serie di iniziative importanti, no, per far sì che vi potesse essere lo scorrimento della graduatoria. Poi però ecco, è sopraggiunto questo problema e adesso insomma attendiamo che si possa risolvere in qualche modo. Anche questa volta l'incontro è stato proficuo. In attesa dello scorrimento della graduatoria già attivato, è stata trovata una soluzione provvisoria che permetterà ai laboratori di riprendere il servizio. Il direttore ci ha ascoltato e ha fatto una disposizione di servizio in favore di una dottoressa che lavora al poliambulatorio di Rende, quindi questa dovrebbe andare a Castrovillari e da Castrovillari dovrebbe rientrare un biologo a San Marco. Insediato ufficialmente il nuovo sindaco di Vibo, espressione del centrodestra. La cerimonia stamattina a Palazzo Luigi Razza, sede del municipio della città. Il primo atto, la costituzione della giunta. Vediamo. Puntuale come previsto alle 10 di mattina, Maria Limerdo si insedia nel suo ufficio al primo piano di Palazzo Luigi Razza. Con la fascia tricolore al collo, accolta dagli applausi dei dipendenti, il nuovo sindaco ha risposto ai saluti e agli abbracci ed ha improvvisato un primo discorso ai dipendenti incentrato sull'orgoglio, sulla necessità di recuperare dignità e senso di appartenenza. Personalmente la parola che mi contraddistingue è onore, oltre alla innegabile emozione. Onore di essere il primo cittadino della mia città, e poi certamente il mio impegno sarà indirizzato a mantenere fede alle promesse fatte in campagna elettorale. La primissima cosa che sarà fatta sarà quello di conferire di nuovo il decoro e la dignità che la città ha sempre avuto e che in questi ultimi tempi ha perduto. Quindi ai microfoni è entrata nello specifico politico, chiarendo subito un concetto che sta alla base del lavoro da avviare. È discontinuità in ogni caso rispetto alla gestione del passato, altrimenti sarebbe continuata quella precedente, evidentemente, se le cose fossero andate bene. Intanto, come lei stessa conferma, si sta già lavorando alla composizione della giunta partendo da questa premessa, una discontinuità che dovrebbe significare l'esclusione di chi ha rivestito l'incarico nella precedente giunta.
Ma questo potrebbe essere uno dei criteri di riferimento. Abbiamo la necessità di andare avanti, insieme ai partiti ci stiamo lavorando, insieme ai movimenti civici. Dobbiamo cercare le energie migliori che offre il territorio, che possano insieme a me, insieme al Consiglio Comunale, lavorare per condurre la città verso mete più alte. Nel Cosentino adesso a Guardia Piemontese per una iniziativa della comunità occitana, vediamo. Fino al prossimo 5 giugno Guardia Piemontese sarà protagonista del Festival delle Riforme Culturali. Il festival vuole essere già dalla prima edizione un luogo di incontro, di conversazione intorno a temi legati a utopie realizzabili. Perché Guardia Piemontese? Perché è un'isola occitana di Calabria, è un luogo di resistenza, di resilienza, città della riforma, è un luogo dove vorremmo che il meglio delle scienze umane, il meglio dell'umanità, intesa in senso etimologico, si possa incontrare per discutere del presente, del passato e dell'avvenire. Facendo dei cortocircuiti virtuosi appunto tra il passato e l'avvenire, come il titolo di questa seconda edizione suggerisce, radici e ali. L'evento ha preso il via dal centro storico della cittadina tirrenica, Piazza della Strage, luogo simbolo che ricorda l'eccidio più tragico della storia dei Valdesi, avvenuto nella notte del 5 giugno 1561. Il Festival delle Riforme Culturali è articolato in 3 giornate intense di confronto, dialogo e approfondimento di temi di grande urgenza e rilevanza, tra cui l'ambiente. Nell'anno internazionale delle lingue autoctone patrimonio dell'umanità, la seconda edizione del Festival propone un approccio innovativo al problema della difesa e promozione della diversità linguistica e culturale. Il Festival delle Riforme Culturali vuole porsi in prospettiva come riferimento nazionale e anche internazionale per tutte quelle persone, giovani e meno giovani, che si riconoscano nell'istanza di produrre dei cambiamenti culturali edificanti nella nostra società. Lo scopo è quello di creare sinergie, rapporti, scambi umani, reali tra persone. Non vogliamo questi grandi eventi, questi grandi richiami, ma qualcosa di qualità, non di quantità. Guardia è città europea della riforma, è l'unica del sud Italia, noi abbiamo Torre Pellice e Venezia, deve diventare proprio un faro, luogo in cui si possono creare quelle circostanze di promozione culturale e sociale più a misura d'uomo e più compatibili con l'ambiente. A Paola una giornata di sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione del tumore al seno, patologia che colpisce una donna su 8, un confronto tra esperti per evidenziare l'importanza della diagnosi precoce e per parlare delle nuove terapie oncologiche e dei risultati raggiunti grazie alla ricerca senza tralasciare l'aspetto psicologico. Vediamo. La diagnosi precoce può contribuire a vincere la battaglia contro il carcinoma mammario, che rappresenta il 29% di tutti i tumori che colpiscono le donne, anche molto giovani. A Paola una giornata di sensibilizzazione promossa dall'Associazione Artemisia Gentileschi e dal Sindacato di Polizia COISP, voluta dalla dottoressa Daniela Fiorito, segretario provinciale del Sindacato di Polizia con delega per il sociale. Un confronto tra esperti per parlare tra l'altro del ruolo della chirurgia oggi, anche quella plastica, le nuove terapie oncologiche e la loro cardiotossicità, senza tralasciare l'aspetto psicologico e nutrizionale. La ricerca per fortuna sta dando ottimi risultati in tutti i settori. Dalla prevenzione, quindi dalla diagnosi precoce, quindi con mammografi digitali sempre più avanzati, la tomosintesi, la risonanza magnetica dedicata alla mammella, per cui si fa diagnosi sempre di più. Le terapie mediche sempre più innovative, dalle nuove terapie ormonali, dall'immunoterapia, dagli inibitori del CRB2 e quindi diciamo che le curve di sopravvivenza stanno aumentando a dismisura. La radioterapia con le nuove applicazioni e poi soprattutto anche la chirurgia, che è diventata sempre meno demolitiva, quindi con interventi che anche dal punto di vista estetico rispettano molto l'immagine femminile. Nell'ambito della giornata a tutte le donne presenti al convegno è stata data la possibilità di essere inserite in uno screening mammografico, un programma che può salvare la vita. Le altre notizie nelle nostre brevi di cronaca.
Litiga con il nipote ventenne, lo picchia e lo minaccia con un coltello e una pistola. Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri a Isola Caporizzuto. I militari sono intervenuti per sedare la lite scoppiata fra i due parenti. Poi hanno effettuato una perquisizione domiciliare e hanno rinvenuto nell'abitazione dell'uomo in un intercapedine un fucile clandestino, 34 cartucce e 1 chilo circa di marijuana. Ad agosto dello scorso anno avevano scippato dal collo di un uomo di 66 anni una collana d'oro con una medaglietta, facendo cadere a terra la vittima. Un 21enne e un minore sono stati arrestati dalla squadra mobile di Reggio Calabria in esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale. Gli investigatori sono risaliti ai 2 arrestati a seguito delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza. Entrambi sono con precedenti specifici. Sono stati portati il primo nel carcere di Reggio e l'altro nell'istituto penale per minorenni di Catanzaro. Un esemplare adulto di tartaruga caretta in evidente stato di difficoltà è stato soccorso al largo del porto di Gioia Tauro dai finanzieri di Vibo Valentia. L'animale non riusciva ad immergersi neanche alla vista dell'unità navale e lo hanno soccorso attivando il piano regionale spiaggiamento. Trasportato nella struttura veterinaria di Monte Paone, l'esemplare sarà curato e assistito fino al recupero della condizione ottimale in grado di consentirne la restituzione all'ambiente marino. 3 provvedimenti di Daspo sono stati emessi dal questore di Reggio per i disordini scatenati durante l'incontro di calcio a 5 disputato lo scorso 18 marzo fra la squadra ACSD Ludos Vecchia Miniera e quella dell'Axenium, valevole per il campionato regionale di Serie C2. I provvedimenti interdittivi hanno raggiunto un dirigente accompagnatore, il figlio del presidente e un giocatore della Ludos Vecchia Miniera. I 3 sarebbero protagonisti di una violenta aggressione nei confronti del direttore di gara con calci, pugni e bastoni. I team di 3 scuole calabresi tra i vincitori del concorso promosso dall'Accademia Vitale Giordano nata a Bitonto in provincia di Bari per celebrare l'illustre matematico del Seicento e diffondere la cultura scientifica tra i giovani. Vediamo. Un momento di festa e di collaborazione tra 2 regioni arrenda la cerimonia di premiazione del concorso bandito dalla prestigiosa Accademia Vitale Giordano, che nasce a Bitonto in provincia di Bari, città natale del matematico del Seicento, per celebrare l'illustre cittadino e per favorire attraverso la sua figura la divulgazione della scienza tra i giovani. Quest'anno il concorso è stato esteso anche alla Calabria con il patrocinio del Lions Club Cosenza Aosta. Siamo stati veramente onorati di proporre sul territorio questo importante concorso di divulgazione scientifica e devo dire che i nostri ragazzi non hanno fatto altro che per darci orgoglio, ponendosi ai primi posti a livello nazionale. 9 in tutto le scuole pugliesi e calabresi che hanno partecipato al concorso, con lavori ispirati all'opera e alla complessa figura di Leonardo da Vinci, di cui ricorrono i 500 anni dalla morte. Per la Calabria hanno aderito l'Istituto Tecnico Industriale Monaco di Cosenza, l'Istituto di Istruzione Superiore Pezzullo di Cosenza e l'Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci Nitti, e i team delle scuole calabresi sono riusciti a conquistare i primi posti. Coordinatrice scientifica per la Calabria, nonché componente del comitato scientifico e socio onorario della prestigiosa accademia, la professoressa Delli Fabiano, docente di matematica presso l'Università della Calabria. Oggi c'è tanto bisogno di matematica, la matematica è un po' al centro del contesto scientifico, umanistico e anche diciamo di tutto il sapere. Allora questo concorso ha visto la vittoria di alcune scuole calabresi e io sono calabrese, di questa cosa non posso che essere felice, non posso che essere contenta, e quindi stasera credo che sia il primo di una serie di appuntamenti importanti che l'Accademia Vitale Giordano farà in Calabria. A Cosenza, perché è il compatrono della città di Cosenza, parliamo di San Francesco di Paola, è stato come ogni anno festeggiato con una lunga processione. Vediamo. La città di Cosenza è in festa per onorare il suo compatrono San Francesco di Paola. La seicentesca chiesa convento di via Plebiscito, cuore spirituale e centro della devozione dei cosentini a San Francesco, è affollata fino all'inverosimile. Tra poco una solenne celebrazione concluderà 9 giorni di riflessione e preghiera che hanno preceduto la festa. Questo è un anno particolare. Sono infatti trascorsi 500 anni da quando Papa Leone X, dopo appena
12 anni dalla sua morte, il 1 maggio 1519 proclamò santo Francesco di Paola, riconoscendone l'immenso carisma e gli innumerevoli miracoli. Da allora il culto di San Francesco ha portato in tutto il mondo il timbro della calabresità più autentica e la sua grande eredità umana e spirituale. San Francesco ha vissuto il Vangelo e il primo messaggio che sento di dire a me e a tutti i cristiani è di vivere il Vangelo nella sua interezza, cioè nella fede, nella speranza e nell'amore, senza vergogna e senza paura. L'altro messaggio che San Francesco ci dona è amare la natura. Lui andava quasi a riposarsi nella natura, ma in realtà andava a pregare, a fare penitenza. Ecco, amare la natura, non sporcarla, non rovinarla, non inquinarla. Terzo messaggio, andava nella natura per pregare, quindi oggi dobbiamo ritrovare il senso della preghiera personale ma anche in famiglia. I genitori devono abituarsi a dare ai figli questo patrimonio bello che è la fede, la virtù, la tradizione cristiana. Ecco, noi diamo tutt'altro spesso e ci dimentichiamo che abbiamo una vita spirituale da nutrire. Io spero che le nostre famiglie cristiane possano donare tutto questo, soprattutto con l'esempio. La solenne celebrazione inizia con l'accensione della lampada votiva e la consegna della chiave della città da parte del sindaco Mario Chiuto, un atto simbolico per rinnovare a nome di tutti i cosentini quello straordinario legame di fede e di amore che da sempre unisce la città dei Bruzzi a San Francesco di Paola. Subito dopo una partecipatissima processione, seguita da migliaia di fedeli, ha attraversato quasi tutta la città per concludersi con un lungo e suggestivo spettacolo pirotecnico. E noi chiudiamo con le previsioni del tempo. Ancora un po' di instabilità nelle prossime ore con temperature sotto media, prima di un netto miglioramento atteso da metà settimana. Domani sereno poco nuvoloso ovunque, con possibili rovesci pomeridiani su Pollino e su Sila. Temperatura sempre sotto le medie. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani mari generalmente poco mossi, con venti deboli o moderati da ovest-sud-ovest. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia, a Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.